Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Oggi vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati, i lavori che andiamo a fare in questi giorni. Abbiamo appena finito di fare il concime, quindi la distribuzione del concime primaverile, come avete visto nello scorso video. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a dare una lavata allo span di concime e poi attaccheremo al nostro Same 100 l'Eco-Raw della Berti, quindi andremo a fare un po' di disarbo meccanico. Ecco, adesso che abbiamo lavato il nostro span di concime andiamo a dargli un'ingrassata in modo tale che facciamo fuoriuscire l'acqua dai vari cuscinetti e vari ingrassatori e poi appunto lo stacchiamo e andiamo a attaccare l'Eco-Raw della Berti. Diciamo che ci sono posti appunto degli ingrassatori dove ci sono delle parti che si possono usurare, diciamo, con i movimenti, e quindi è importante andare appunto a lubrificarle prima dell'utilizzo e poi in genere dopo averlo pulito, in modo tale che si riesca a fare uscire l'acqua. Per attaccare questo attrezzo abbiamo ovviamente agganciato prima i braccetti del sollevamento posteriore, poi il terzo punto, e infine le prese idrauliche che servono per aprire e chiudere, quindi allargare o stringere il campo di lavoro. Ecco, allora adesso abbiamo attaccato l'Eco-Raw, andiamo a ingrassarlo e ci portiamo subito nel campo, così lo vediamo in azione. Quindi siamo arrivati nel vigneto in cui qualche ora fa abbiamo fatto la concimazione, uno dei vigneti in cui abbiamo fatto la concimazione. Avevamo detto che facevamo anche un po' di disarbo meccanico in questo vigneto. Come vedete l'erba c'è un po' scappata, è cresciuta abbastanza sotto la fila, per cui adesso dobbiamo un po' intervenire col disarbo meccanico un po' in velocità per riuscire a farlo appunto prima delle piogge che mettono settimana prossima. Adesso vi faccio vedere un po' un particolare sul punto in cui dobbiamo ancora lavorare rispetto al punto lavorato. Ecco, questo è il punto in cui è stato lavorato sia da un lato che dall'altro, quindi abbiamo fatto un'andata e un ritorno, mentre ecco qua c'è il trattore con l'Eco-Raw, mentre qui è dove dobbiamo ancora di fatto passare, e quindi dopo dovremo completare tutta la fila fino là in fondo, chiaramente. Ecco, qui è il punto in cui vedete
l'attrezzo sta lavorando, sta per lavorare o meglio, e qui invece è dove ha già finito il suo lavoro. Questo è un primo passaggio che facciamo nella stagione, diciamo che l'ultima lavorazione è stata fatta prima dell'autunno in questo vigneto. Il terreno lo aspettavamo un po' più morbido, diciamo che si è un po' indurito durante l'inverno, per cui adesso vabbè, stiamo iniziando a smuoverlo, per cui primo passaggio, poi ovviamente durante la stagione seguiranno ulteriori lavorazioni. Adesso vi faccio vedere un po' come si presenta una volta lavorato, diciamo la friabilità, come si presenta. Ecco, questo è uno dei punti dove ha lavorato l'Ecorò. Vedete, adesso è molto friabile, si può, diciamo così, prendere in mano facilmente, molto sgretolabile, e sicuramente se ci sono ancora delle radichette, come in questo caso attaccate alla terra, o magari ecco in questo caso, ovviamente vedete come una volta sollevate sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma, queste potranno morire e potranno andare a costituire comunque anche della sostanza organica per il vigneto. Questa invece è la situazione prima del passaggio. Qui dobbiamo ancora lavorare. Vedete, nei punti dove comunque è apprezzabile si riesce a vedere la terra, è un pelino più dura, si fa un po' più fatica a passare, diciamo c'è solo il primo strato friabile, poi si riesce un po' a fatica a passare dentro nelle parti un po' più profonde. Diciamo è abbastanza dura la terra, abbastanza dura, come dicevo ci aspettavamo un pelino più morbida, però questo è, e con questo dobbiamo fare. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto abbiamo fatto qualche spezzone, ecco, del diserbo meccanico che abbiamo fatto in previsione delle piogge dei prossimi giorni. Ovviamente in questi giorni andremo avanti con questa lavorazione, andremo a lavorare un po' appunto il terreno, il sottofila. Vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi, ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata.